grazie alla padrona di casa e a tutti i colleghi e gli amici. Non avrei mai potuto, nonostante potete immaginare qualche impegno concomitante, non avrei mai potuto mancare, prima per l'amicizia appunto verso la nostra ospite e poi perché io sono per metà opitergino, visto che la mamma era di Oderzo, la nonna era di Oderzo, il nonno era di Oderzo, ho ancora scoperto parenti e affini entro il 6° grado ancora qui dentro, quindi poi prima lingua che io ho imparato è stata il dialetto, perché a casa si parlava dialetto, poi ho imparato il latino perché da buon chierichetto 5 anni andavo a servire messa e poi l'italiano perché ho ovvie ragioni. Allora, grazie ancora. La legalità, io avrei dovuto parlare secondo il panel ricordando Borsellino, naturalmente 30 secondi per rendere omaggio a questo grandissimo magistrato che è veramente martire della democrazia, della difesa della nostra Costituzione, della difesa della legalità. Assieme ad altri, l'altro giorno abbiamo rievocato un martire che è addirittura un santo, il beato Livatino, il giovane, il famoso giudice ragazzino la cui camicia insanguinata è stata portata al ministero come una sorta di reliquia e adesso rimane in una chiesa romana. Anche lui è addirittura un santo perché ha perdonato i propri assassini, quindi addirittura un livello superiore rispetto a quegli eroi come Borsellino, come Falcone, come tanti altri che hanno dato la vita per la nazione e per la legalità. Reso questo omaggio non solo doveroso ma anche sentito. Ecco, sì, beh certo, lei poi, chiaro, l'ho vista ieri sera, eravamo a un bellissimo congresso di altro tipo, siamo un po' concitati in questo momento come vita. Allora, giustizia, legalità e lavoro. Io partirei da una considerazione, guardate, la legalità intesa come rispetto delle regole non è soltanto un dovere civico e anche una ottemperanza legislativa, è anche utile. Facciamo un esempio molto semplice: se il postino che getta la posta in fosso e va a farsi uno spritz si ritiene un furbo, in realtà è un cretino, perché se tutti facessero come lui, nel giorno in cui andasse in ospedale troverebbe l'infermiere che è andato a farsi una sigaretta fuori, andando all'ufficio postale troverebbe l'impiegato che è andato a farsi una passeggiata e via discorrendo. Al contrario, se ognuno di noi facesse il proprio dovere e rispettasse le regole, avrebbe in restituzione da parte della collettività tutti i doveri che gli altri appartenenti alla collettività sono chiamati ad adempiere. Quindi cedendo uno, cioè cedendo il suo dovere, o meglio rinunciando ad alcune piccole furbate che tanto furbate non sono, avrebbe in cambio la ottemperanza dei doveri di tutti gli altri, quindi ne avrebbe una immensa utilità e tutto funzionerebbe meglio. Questo è un discorso di linea generale. Poi naturalmente io come magistrato sarei stato disoccupato per 40 anni se non ci fossero stati quelli che hanno violato le regole sia civili che penali. L'umanità è fatta in questo modo, però il discorso globale sulla legalità deve partire dal concetto che non tutti conoscono, che rispettare le regole non è soltanto un dovere, ma è una cosa utile, è una cosa che ci renderebbe la vita più facile. Se noi accogliessimo questo concetto nell'intimo proprio non solo del nostro cuore, ma anche del nostro cervello, vivremo tutti meglio. Detto questo, poiché oggi si parla di lavoro e di legalità, ecco, vorrei prendere uno spunto da quello che ha detto prima l'amico Rizzetto. Allora, noi la giustizia con la legalità c'entra in molti modi, in via, chiamiamola così, preventiva, c'entra perché la inefficienza della giustizia ci costa in termini proprio monetari da 2 a 3 punti di PIL.
Io ho parlato dall'inizio del mio ministero, quindi 3 anni fa, con praticamente tutti gli ambasciatori e tutti i ministri, i miei colleghi del mondo, e molto spesso mi sono sentito dire, sentito fare la domanda, o meglio dare una risposta: in Italia è difficile investire perché non c'è la certezza del diritto, perché i processi durano troppo, perché non c'è la sicurezza che l'obbligazione viene adempiuta, perché trovi un magistrato che di tanto in tanto dice una cosa e un altro ne dice un'altra completamente opposta, e via discorrendo. Allora io dico subito che una delle cose che siamo riusciti a fare in quest'ultimo anno è la riduzione del 27% dei tempi dei processi civili. E guardate, questo va ringraziata la magistratura, attenzione, con la quale magari io qualche volta sono in dissenso, però hanno lavorato bene. Noi abbiamo dato anche tutti gli strumenti, abbiamo attuato il PNRR in questo senso. Ridurre del 27% la durata delle cause civili, che sono quelle che poi riguardano il lavoro, riguardano le aziende, perché il penale, per fortuna, non è che riguardi sempre i cittadini, per fortuna, mentre ogni cittadino prima o dopo durante la vita si trova ad essere a contatto con una causetta civile. Può essere una causa di lavoro, un'obbligazione non adempiuta, un credito che non viene pagato, una causa di successione, una causa di divorzio, una causa condominiale, insomma una causa societaria, ma prima o dopo qualcosa capita. Per fortuna in penale diciamo che è l'eccezione, ecco, piuttosto che la regola. Allora è proprio questa incisività che noi siamo riusciti ad avere nel processo civile, che adesso migliorerà ancora, perché in prospettiva abbrevieremo ancora i termini, avrà un grande impatto nel lavoro, nella produttività, e ovviamente a seguire tutto quello che è stato detto prima, quindi i salari, perché la ricchezza non si insisterà mai abbastanza sul concetto che ho detto prima. La ricchezza, e questa è la prevalenza logica della destra sulla sinistra, perché la ragione fondante, diciamo così, della sinistra è quella di distribuire la ricchezza, perché la libertà provoca una disparità di distribuzione della ricchezza, e quindi la filosofia della sinistra è quella di privilegiare l'uguaglianza sociale rispetto alla libertà. Quella, diciamo così, invece della destra, in senso lato, è quella della libertà, e quindi di rendere le persone più ricche, e questo provoca disuguaglianze sociali. La giustizia sociale si realizza quando i due elementi vengono contemperati, ma nell'ordine logico viene prima la libertà e viene prima la destra, perché tu non puoi distribuire la ricchezza se prima non l'hai creata. Ecco, questo è l'ordine per la quale, da un punto di vista proprio razionale, prima deve venire la libertà di impresa e dopo deve venire la solidarietà sociale, che si deve attuare attraverso una equa tassazione, la distribuzione della ricchezza, quello che è stato detto prima. Per quanto riguarda la giustizia penale, quella civile, ho cercato di dire in 2 parole, cioè rendere i processi più veloci, e lo stiamo facendo. Per quanto riguarda la giustizia penale, però, c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, dopo appunto aver sentito Rizzetto, è quella del lavoro che gli italiani non vogliono più fare. Allora, noi negli istituti penitenziari abbiamo introdotto in questi ultimi mesi, nell'ultimo anno, abbiamo non solo introdotto il lavoro. Guardate, nel carcere il lavoro è fondamentale, perché rileva la tensione. Il lavoro, diceva Voltaire, ha 2 significati, perché fa diminuire il bisogno ed elimina l'ozio, che sono i due grandi nemici della natura umana, l'ozio e il bisogno. Ecco, il lavoro riesce a eliminare entrambi. In carcere è la stessa cosa. Se tu al carcerato dai la possibilità di lavorare, oltre che ovviamente anche di fare sport, di avere degli spazi, eccetera, elimini la tensione carceraria, tutti vivono meglio, a cominciare dalla polizia penitenziaria, che non sarà mai ringraziata abbastanza, anche perché tutela la mia persona, e mi piacerebbe che fosse dato un applauso. Allora, grazie a loro. Allora, che cosa stiamo facendo?
siamo resi conto che non è sufficiente introdurre il lavoro nel carcere e insegnare un lavoro ai detenuti. E guardate che io ho visto delle cose straordinarie. Da tempo a Padova si fanno i migliori panettoni d'Italia, e questo lo sappiamo, sono anche abbastanza costosi, eccetera. Ma io sono andato a Biella a vedere, c'era la loro piana che fa tessuti. Ho visto violini costruiti con il legno delle barche dei migranti che portavano qui appunto le immigrazioni clandestine. Ho visto addirittura teatri. Abbiamo portato l'altro giorno a Nisida, cioè vicino a Napoli, abbiamo restaurato il piccolo teatro di Edoardo De Filippo, perché anche la cultura in carcere serve a rilevare la tensione e a tendere a quella rieducazione del detenuto che è imposta dalla Costituzione, ma è anche imposta dalla nostra etica cristiana, e, arrivo al punto, anche dall'utilità. Guardate, le belle parole sono sempre belle, però alla fine la mente umana è consegnata in modo tale che tende sempre a ciò che ti è utile. Non è detto che ciò che ti è utile sia sempre monetario, può esserti utile psicologicamente, eticamente, artisticamente, ma è sempre qualcosa che ti è utile. Allora noi abbiamo, diciamo così, abbiamo pensato che non fosse necessario appunto portare in carcere l'educazione al lavoro, la professione da insegnare, ma che fosse necessario e utile trovare il lavoro già, cioè l'occupazione meglio, al detenuto una volta uscito dal carcere. Perché se uno impara il lavoro in carcere e poi quando esce si trova sulla strada, ritorna, ecco, a quello che noi chiamiamo giuridicamente recidivare, cioè ripetere il reato. E guardate, vediamo le statistiche, che quelli quando escono dal carcere e hanno già un lavoro trovato, recidivano del 2%, quelli che non hanno un lavoro recidivano del 47%. Cioè, eccolo qua l'elemento cristiano, costituzionale, rieducativo del condannato, ma l'elemento utilitaristico. Hai due utilità. La prima, che deflazioni la tensione carceraria, perché il lavoro tra l'altro in carcere deve essere anche retribuito, e quindi dai più spazio alla personalità di quelle persone, a meno che vogliono ridimersi, perché poi mica tutti sono, diciamo così, sono volenterosi di reinserirsi socialmente, ma guardate che buona parte lo è. E questo è il primo elemento utilitaristico. Il secondo è che tu riduci la recidiva e quindi il sovraffollamento carcerario, perché queste persone, ripeto, che hanno trovato un lavoro fuori del carcere, una volta usciti, non ci entrano più per il fatto che non commettono più reati. E dirò un'altra cosa, guardate, quello che ci ha colpito, io questo non lo sapevo neanche dopo 40 anni di magistratura penale, perché io sono sempre stato procuratore della Repubblica. Guardate, la percentuale alta, forse più alta, dei suicidi, che è un grande fardello di dolore che purtroppo grava noi, ma grava un po' tutto il mondo carcerario mondiale, non avviene tra le persone che entrano in carcere e che quindi in quel momento si vedono il mondo crollare addosso, perché entrare in carcere improvvisamente, guardate, deve essere come quando entri in ospedale e ti dicono che è un cancro incurabile. No, avviene molto spesso tra le persone che stanno per essere liberate, cioè che stanno per espiare il fine pena, e evidentemente scatta nella loro mente quel meccanismo di mancanza di speranza, di mancanza di prospettive, per cui alla fine entrano nella disperazione. Allora, se noi riuscissimo, ma ci riusciremo, questo progetto si chiama Recidiva Zero, lo stiamo facendo con la fondazione della professoressa Severino, adesso lo facciamo con la Croce Rossa, lo facciamo con la Confindustria, lo faremo con Luxottica, che l'altro giorno è venuto il dottor Dal Vecchio, struttura mondiale, da noi nel Ministero abbiamo firmato la convenzione per portare nelle carceri non soltanto le visite mediche agli locali, ma per insegnare questi tipi di lavoro, e altri che adesso ringrazio cumulativamente, ma di cui non avrei tempo e possibilità di farvi i nomi. Ecco, questi progetti, che si chiamano Recidiva Zero, riescono a coniugare la legalità con il lavoro, perché il lavoro, ripeto ancora una volta, dentro il carcere
è necessario ma non è sufficiente, occorre trovarlo fuori una volta che il detenuto venga liberato. Finisco con una considerazione molto più generale. Io non sarò mai abbastanza grato a Giorgia Meloni di avermi chiesto con una certa energia di essere il suo ministro della giustizia, perché no, il Presidente della Repubblica, però il ministro della giustizia, nonostante fossi da 5 anni a riposo da gentiluomo in pensione, e questo mi consentirà di portare a termine la riforma che culminerà in marzo, penso con il referendum, visto che dopodomani avremo la definitiva approvazione in Senato della separazione delle carriere e della riforma del Consiglio Superiore. Detto questo, la cosa questa riforma, per la quale ovviamente saremo tutti chiamati a dare il nostro contributo sul referendum eccetera, dovrebbe secondo me costituire proprio l'inizio di una nuova visione della giustizia, perché in questi ultimi 30 anni, per una serie di ragioni, dopo Tangentopoli del 92-94 c'è stata una contrapposizione tra politica e giustizia che non è convenuta né l'una né l'altra. Noi in questo momento siamo in mezzo al guado e sappiamo che ci sono forti ostilità rispetto al referendum che stiamo per fare, ma cerchiamo anche di tenere i toni bassi, i toni moderati, di impostare questa riforma in modo razionale, in modo pacato, in modo tecnico, senza scontri di civiltà, Meloni sì, Meloni no, governo sì, governo no. E questo perché siamo forti. E perché siamo forti? Adesso non voglio ripetere per l'ennesima volta i complimenti alla nostra Presidente del Consiglio, a tutti i colleghi e soprattutto a voi che ci avete sostenuto e ci sostenete, ma per quello che è stato detto prima, la stabilità. Io ho presieduto 2 anni fa il G7 a Venezia. G7 è la riunione dei 7 più importanti ministri della giustizia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia eccetera. Beh, sono l'unico sopravvissuto. Adesso sono cambiati tutti. Io sono rimasto all'inizio e penso, tutto lascia supporre, salvo ovviamente eventi imprevedibili per cui che continueremo fino alla fine. Con questa patente di stabilità noi oggi siamo non solo rispettati, siamo additati come esempio. Io ieri ho ricevuto il ministro degli esteri degli Emiratini, Abu Dhabi, l'altro giorno quello dell'Arabia Saudita, non degli esteri, ho pregato della giustizia, non voglio rubare il mestiere a Tajani, ma ogni volta che noi adesso andiamo all'estero, o ci vado io, o vengono loro, oppure senti parlare, ma soprattutto quando ci va la nostra Presidente del Consiglio, l'Italia è ascoltata e rispettata. L'abbiamo detto prima, l'ha detto De Carlo, ma non è propaganda elettorale, è così, ma è così perché ci credono e perché vedono continuamente. E guardate che questo è il biglietto da visita più importante per la credibilità di un governo, avere lo stesso interlocutore, la stessa faccia e ovviamente le stesse idee e lo stesso programma. Grazie. Sono infiltrazioni mafiose dell''ndrangheta anche in Veneto e sempre di più. Come possiamo arginare subito questo fenomeno? I momenti sono 2. Quello più importante è la prevenzione. Prevenzione significa controlli di legalità, controlli finanziari, controlli dei flussi soprattutto finanziari che entrano e che escono. Falcone diceva follow the money. Segui il denaro, quello è l'aspetto preventivo. Poi c'è l'aspetto repressivo, noi abbiamo una distrettuale antimafia che funziona bene e una nazionale antimafia che funziona bene, bisogna avere fiducia nella giustizia e bisogna denunciare. Quando qualcosa non funziona bisogna rivolgersi alle forze dell'ordine e alla magistratura, che in questo caso è molto attrezzata, vengono da noi adesso praticamente da tutti i paesi del mondo, soprattutto quelli che non hanno questa esperienza perché non hanno avuto i fenomeni di infiltrazione mafiosa,
Noi siamo preparati, però occorre la collaborazione dei cittadini. Perché ci sono aziende, Ministro, che non falliscono mai e che poi vengono ricapitalizzate in maniera illegale e fanno concorrenza sleale nei confronti di altre aziende. È per questo che ho detto che la cosa più importante è seguire i flussi finanziari. Quando segui i flussi finanziari, prima o dopo arrivi da dove sono partiti e quindi dalle fonti di illegalità.